Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Prima di cominciare con questo nuovo episodio volevo ringraziarvi per i feedback di questa serie qui che vi sta piacendo particolarmente molto. Fare cucine è un argomento che vi triggera parecchio. Se invece ti sei perso gli altri episodi, ti invito a cliccare qui in alto a destra, troverai tutta la playlist dove faccio questa miniserie della cucina. Per chi ne vuole sapere di più, sto realizzando questa cucina totalmente in OSB che farà parte di un set per girare alcuni format che troverete sul canale di Giacomo qua su YouTube. Detto questo, vi spiego il programma di questo episodio. Arrivati a questo punto, a parte alcuni piccoli dettagli come terminare le mattonelle, dare un attimo una sistemata ad alcuni dettagli, in questo episodio faremo grattare qua dove è stato stuccato la volta scorsa, dare il nero, fare alcune finiture per trasportarlo. Se arrivano le mattonelle farò anche quelle e manca il top qua sopra, che questo penso di farci un episodio a parte. Detto questo, sarà poco interessante, ma passo sicuramente a fare levigatura e colore di questi due fianchi. Dopo di questo cominciamo a fare le ante. Ottimo. Nel mentre è arrivato anche un pacchetto ed sono le mattonelle che ci mancavano. Molto bene, così adesso posso finire di fare questo. Ottimo. Bene, dopo un giorno che ho messo il silicone qua negli angoli, non so per quale motivo, ma non si attacca. Non ha attaccato, si stacca. Ora questo qui quindi è un errore e ho anche capito perché adesso. Ho letto male e non ho preso un silicone tra quelli che avevamo, ma un sigillante bianco, quindi tipo una colla. Ora devo togliere tutto e mettere il silicone bianco. Per togliere quello vecchio ho attaccato una lama così con la colla a caldo da potermi appoggiare parallelo al muro e fare i due tagli. Vediamo se esce un lavoro pulito. Fate di solito quando mettete il silicone in questa maniera? Togliete già adesso il nastro o aspettate che il silicone sia asciutto? Io lo toglierò ora perché prima ho fatto il contrario, poi voglio bordi ben puliti. Ottimo, arrivati a questo punto ho pitturato di nuovo di nero, ho fatto anche la base, messo di nuovo il silicone. Ora il prossimo passaggio da fare, e che sarà quello un po' più tedioso di tutti, è fare le ante. Ma prima di cominciare con le ante apro due letterine che mi sono arrivate. Allora, partiamo. Ok, letterina e adesivino. Un abbraccio forte e a presto, grazie. Grazie mille Chicco, allora, della lettera dell'adesivo. Ma perché sono dislessico? Grazie mille allora Chicco della lettera e dell'adesivo. E la seconda. Ciao maker, sono Antonio, il primo maker disabile. Grazie mille Antonio degli sticker e di tutto, della lettera, super bella. Spero anch'io magari un giorno ci si possa incontrare. Mentre per chi fosse interessato lascio i loro contatti qui sotto in descrizione. Prima di continuare con le ante vorrei però andarmi a organizzare un po' meglio lì la zona, scrivendomi tutti i passaggi che mancano. Per cui vado a prendere se trovo una lavagna che dovrebbe essere qua.
questa cade. Oh, basta. Bolla piena. Ok, decisamente un po' più organizzato. Ho spostato in là il banco fresa e ho messo là in fondo la sega nastro. Proviamo questa configurazione qua per un periodo e vediamo un attimo se mi trovo bene. Bene, parlando di ante, cominciamo con la prima. Avrà un lato di riferimento perché da una parte è molto più brutta la finitura dell'USB, non è che per il resto sia una cosa magnifica, però una è meno brutta dell'altra. Il risultato da ottenere finale è come questo qui, che è già stato levigato, stuccato i bordi per farli belli lisci, dato una mano di nero e dato una mano di protettivo. Quindi questa soluzione qua lucida è come dovrà venire l'anta. Per quanto riguarda le cerniere, abbiamo ordinato queste online. Vi lascio il link in descrizione. Mi sembra un prodotto molto buono perché con 20 euro mi sembra ti danno 8 cerniere ammortizzate. In più all'interno ti danno anche la guida per segnarti dove vanno i buchi, cosa veramente utile. Finora ho sempre trovato ditte che mi mettono il datasheet su dove forare e come misurare. Comunque, le cerniere sono di due tipi, collo pieno e mezzo collo, ovviamente non sto qua a spiegarvi dove vanno, quindi per montarle dovrò andare là, appoggiarmi e segnarmi esattamente dove cade il segno della cerniera. Prima ovviamente me lo faccio qua. Allora, mi metto qua, mi metto qui e segno il centro del foro da 35. Uno di qua e uno di qua. Per il foro invece ho preso questa nuova punta con lo stop di profondità. Funziona molto bene. Ok, arrivati a questo punto ho messo qua sotto due pezzettini di plastica che mi fanno da spessore per questo. Prendo l'anta, l'appoggio e mi segno il centro. Questo è solo per centrare poi questa dima. Una volta centrato, puntino, 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 puntino. Il modo migliore per approcciarmi qua a queste ante. Bene, 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 bene. C'è una cosa proprio che mi piace poco fare, è proprio regolare le ante. Il pomeriggio che regolo il sistema. Arrivati a questo punto devo solamente montare queste maniglie con la dima che mi sono fatto e poi per oggi chiudo qua. Comunque vi lascio, per chi è interessato, in descrizione il link di tutte le cerniere, le maniglie, la ferramenta in generale che ho utilizzato in questo video, nel caso vi interessasse. Certo, è normale che vi interessa le maniglie. Mamma Gabri! Che fatica queste antine. Bene, domani passo alla finitura, stuccarle, colorarle, quindi ciao. Buongiorno a tutti. Come dicevo ieri, le ante le ho fatte tutte, regolate e sono tutte precise. Ora sarà la parte divertente come sempre, che è levigatura e stuccaggio di tutto. E poi è quasi fatta anche questa puntata, finalmente, no? C'è un bel parecchio da levigare qua.
Arrivati a questo punto ho ridato una mano leggera di nero a tutta la cucina. Le ante sono pronte per la finitura. Uso sempre la solita Elephant, quindi uno degli ultimi passaggi è dare la finitura alle ante e di nuovo tutta la cucina. Dopodiché questo episodio si può concludere. Fantastico, e anche questo episodio si conclude. Nel prossimo andrò a fare il piano di lavoro, che vi spoilerò subito che sarà fatto in lamiera. Dovrò chiudere sopra, lo portiamo di giù e questa prima parte della cucina è fatta. Poi ci sarà da fare anche un'isola, che è quella che conterrà tutti i fuochi e quant'altro. Su questa ci mettiamo solamente il lavello. Detto questo, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video. Se siete nuovi sul canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare tutte le notifiche per non perdervi i prossimi episodi di questa serie e come sempre io vi ringrazio e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.